Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra, questa è la 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui i padroni di casa in maglia nera di Code 272 proveranno a consolidare il loro quinto posto che al momento vale la qualificazione ai playoff. Roma Calcio 8 GSA in maglia tradizionale giallorossa che invece tenterà di tenere in vita il sogno di arrivare sesta, stando sempre attenta a non dilatare troppo il distacco dalla terza in classifica. Partita che possiede internamente tanti altri significati, due formazioni che si conoscono benissimo, seppur presentino entrambe all'interno delle rispettive liste dei convocati e degli esordi o quantomeno dei giocatori che non siamo abituati a vedere in pianta stabile sui campi di Serie A, ma per vederne di più leggiamo le liste di convocati. Partendo dalla Roma Calcio 8 che pur essendo di casa qui alla Stella Azzurra è oggi ricevuta in trasferta dal presidente natalizia di Code 272, Roma che quindi schiera in porta naturalmente Goletti, poi il numero 6 Alcini, 11 Chienese, 4 Cossu, 9 Feola e 14 appunto Goletti in porta, col 5 c'è Paoli, 3 Pauliello, 8 Parroni ed è tornato dalla fascia da capitano naturalmente il numero 16 Klaus Seferi. Partita e calcio d'avvio che è stato dato nel frattempo da parte della Roma e possiamo leggere la lista invece dei convocati di mister Francesco La Rosa che con il suo Code 272 è costato la vetta della classifica alla Pisana avendola battuta 5-3 a domicilio al Ciriaci. Attenzione alla prima palla recuperata da Code 272, c'è un fallo, nel frattempo era stato lestissimo Palmieri a metterla dentro e quindi iniziamo proprio da lui nell'introduzione alla gara di Code 272. Poi il numero 13 è Amendola, procediamo in ordine alfabetico, il 10 Anello, 4 Binelli un esordio, 3 Federico Chirico, Edoardo Fagioli, l'uomo simbolo di questa squadra, il numero 8 manca Cilfone ma torna il 23 Marco Lanatà, Palmieri come dicevamo, c'è Manuel Palomba col numero 42 mentre la Roma conquista un buon calcio di punizione. Buon calcio di punizione perché qui alla Stella Azzurra con tiratori come Parroni sono tutte ottime occasioni, queste che vengono pescate dalla media distanza seppur da posizione laterale. Torniamo a leggere la lista con il numero 6 Luigi Pugliese che figura tra i convocati, il presidente dello scorso anno di Code 272, ruolo quest'anno interpretato da Natalizia. Il numero 7 è Patrizio Severini, in porta c'è Andrea Tomarelli. Calcio di punizione per la Roma che porta due uomini sul punto di battuta, sono Simone Feola e Parroni che potrebbe ricevere un tocco corto, Feola va invece direttamente in porta con doppia deviazione, Tomarelli se la ritrova lì. Non sappiamo quanto volontariamente, ma sicuramente prima parata sull'occasione d'oro capitata alla Roma Calcio 8 GSA sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto teso intelligentemente da Simone Feola. Qui Palomba cerca e trova Anello, stoppa così e così Palmieri che abbiamo potuto apprezzare nelle scorse giornate e settimane sia come attaccante di razza, bomber d'area di rigore, ma anche come giocatore di gran sacrificio e di grande unità tra i reparti. La Rosa lo cercava e l'ha trovato sicuramente. Palomba ad allargare, poi direttamente dentro in verticale, il passaggio del numero 13, c'è un rinvio. Era Amendola, scusate, qui ad agire sul settore destro. Anello, ancora Amendola tutto aperto di qua, sceglie invece Fagioli, di prima, Palomba. Indietro Binelli, non facile per lui all'esordio giocare da ultimo uomo in campo. In una squadra come al solito dalla grande predisposizione offensiva come Code 272. Cambio di gioco di Palomba, è preciso, ma lo è anche l'anticipo qui sul settore sinistro del giocatore della Roma che poi prova ad andarsene, segnatamente si trattava di Giuseppe Chianese. Buono l'anticipo, non il successivo controllo e quindi Code riparte a tessere la sua trama di gioco. Chirico. Giocatore ormai in pianta stabile, già sul finale dell'esperienza della ex Venere in bikini e Chirico, palla in verticale poi giocata a pescar fuori Palomba, ci mette il piede, non fa fallo, è una Roma ben abbottonata dietro con una difesa a 4 che non concede molti spazi in avvio all'attacco del Code 272, per ora alla Stella Azzurra, partita bloccata.
Anche se sono passati nemmeno 5 minuti, questo è un circolo, un terreno, quello di Via dei Cocchieri, che ci ha abituato a valanghe e di gol in entrambi i sensi. Forse di qui la scelta sapiente di mister Roberto Rossi di tenere reparti corti e stretti. Rischia Parroni, ma può permetterselo, anche perché poi accelera improvvisamente e calcia Tomarelli, distendendosi bene a destra. Fallo laterale quindi per la Roma, si avvicina Alcini e batte ora rimettendo su Seferi, così il controllo, ma la palla finisce ancora ad Alcini. Cross contrato, vediamo l'arbitro cosa decide, è calcio d'angolo, le proteste d'Anello che era lì nei pressi, ha intelletto probabilmente una doppia deviazione. Seferi tira all'improvviso, un tracciante che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessun giocatore della Roma possa intervenire. Si resta 0-0 e dall'altra parte Cod con Anello, che nel frattempo oggi è senza fascia da capitano, è sul braccio di Edoardo Fagioli, se non andiamo errati, si è ora calmato. Palomba prova ancora lui ad impostare, va a sfidare Feola, mantiene il possesso ma è molto pressato al momento del passaggio, quindi rimessa laterale. Parroni, controllo, si gira Parroni, va giù sulla pressione di Palmieri, calcio di punizione, se la ride a terra e Parroni sa di aver subito fallo, ma di esserselo anche furbescamente cercato con mestiere, proteggendo il pallone con il fondoschiena, giocatore dalle leve molto corte e rapido sia di pensiero che d'azione. Parroni lo conosciamo, essere uno dei giocatori simbolo del grande dominio sulla Lega Calcio a 8 da parte delle Checco dello Scapicollo, durato un lustro. Alcini, ma la rimessa è da invertire, se ne occuperà Amendola per Cod 272. Rimessa effettuata, Palomba da subito a suo agio nelle vesti di metronomo di Cod. Ancora Palomba sulla sovrapposizione ottima di Chirico, dal fondo il cross Palmieri, trova una deviazione e trova calcio d'angolo. Ha visto più da vicino il direttore di gara, più lontano dalla nostra postazione. Non sono decisi sul da farsi gli arbitri. Uno indica la rimessa dal fondo qui sulla fascia destra d'attacco di Cod, uno indica calcio d'angolo. Alla fine le ragioni se le prende l'arbitro più vicino alle panchine. Calcio d'angolo che verrà battuto con traiettoria a rientrare col destro verso la porta difesa da Coletti, senza soluzione corta ma con una palla viscida che attraversa l'area, è una selva di gambe, terminando fuori dall'altro lato. Per ora ancora nessuna occasione, squadre che vorremmo dire si stanno studiando, ma non è questo il caso perché si conoscono alla perfezione. Feola infatti ancora con Tomarelli, parata in fotocopia. Ancora un buon intervento di Tomarelli a tenere il punteggio, scusate, sullo 0-0. Qui l'angolo è battuto sul primo palo, ma Cod 272 ha la chance per distendere il contropiede partendo proprio da Chirico. Palla di ritorno che arriva a Fagioli, la carpisce in qualche modo allungandosi, poi non riesce a controllarla. Seferi nello strettissimo, se ne va con una giocata delle sue, travolgente Seferi, prova poi ad andarsene anche a Palomba, non c'è l'ostruzione secondo l'arbitro. Le proteste di Alcini, cambio di gioco proprio su di lui, di testa prova a tenerla dentro, Seferi incombe su Amendola, va col destro, non è il suo piede, doppia deviazione, rimessa dal fondo Cod. Sentiamo di nuovo la luminosità dell'iPad in maniera ottimale, app Funner che ci permetterà a fine della gara di pubblicare istantaneamente la sequenza dei gol di questa gara e di quella che la seguirà tra Testaccio Calcio a 8 e Pisana. Altra partita al vertice del campionato di Serie A, giunto alla 19ª giornata, mentre dalla fascia ci ha provato Fagioli, fuori non di molto. Buona occasione qui, nata abbastanza casualmente per Cod 272, non deve sfilacciarsi, non deve perdere le distanze in difesa la Roma. Un errore da non commettere, soprattutto perché offensivamente parlando Cod 272 è seconda probabilmente solo alle formazioni di testa, seppur abbia dimostrato nell'ultima sfida, quella del Ciriaci, di cui vi davamo conto in precedenza, essere brava e forte davanti, avendo segnato 5 reti alla Pisana, ora seconda. Palmieri
Palmieri la tiene e poi calcia, ma c'è stata, immaginiamo, una deviazione, vediamo. La palla è addirittura in fallo laterale, colpita molto male da Palmieri. Sono altre 6 le gare che si giocheranno in contemporanea o quasi in questa notte di lunedì della Serie A. Rinvio di Chianese fuori dal terreno di gioco. Qualcuno si prodigherà per inviare di nuovo dentro il pallone. Diamo anche noi una mano perché ci passano il pallone prontamente da fuori e lo rimettiamo dentro. Può proseguire, quindi 19esima giornata di Serie A, ancora 0-0 tra COD 272 e Roma. Anello scambia dietro con Binelli. Palomba sta salendo di giri, va da Chirico, Fagioli raccoglie e tira a centimetri dall'1-0 stavolta COD. Altra azione in fotocopia di Fagioli. Se sono state molto simili le due parate effettuate da Tomarelli sui tiri da fuori degli avversari, questi due tiri mancini invece di Fagioli si assomigliavano tantissimo. Purtroppo per l'attaccante in maglia numero 8, uno dei migliori realizzatori del campionato, anche nell'esito finale che ha visto scorrere fuori la sfera. Palomba, Chirico, Seferi gliela tocca fuori. La Roma si riposiziona, attacca però con maggior convinzione rispetto alle primissime battute COD. Rimane per ora seduto con gran calma in panchina mister Francesco La Rosa. Gli sta probabilmente piacendo quello che i suoi giocatori stanno offrendo contro un avversario che oggi si gioca tantissimo. Cross dal fondo, c'è stato un tocco almeno dal punto di vista uditivo, ve lo possiamo dire. È stato probabilmente di un giocatore di COD 272 sulla traiettoria, perché la Roma ha battuto la rimessa. Alcini, il suo esterno, ci sfiora e finisce in fallo laterale. Buona giocata per pulire l'area di rigore per una Roma che non soffre la pressione, ma sta cercando di raccogliersi di fronte a Goletti, anche se Feola vorrebbe compagni più vicini a lui. Feola in pressing, manco tanto convinto, quindi Palomba riesce ad andare da Anello in verticale, poi un altro tocco ed è un retropassaggio chiave, quello che opera Alcini, l'uomo della calma per adesso nella difesa della Roma, che si appoggia come al solito alle sgroppate di Seferi. Contrate stavolta, bene da Palomba, risponde Palomba, bene col contrasto, anche col portare avanti il pallone, poi malissimo il tiro. Alcini è capace di fare tutta la fascia Alcini, il suo lancio facilmente letto da un ottimo Binelli, che poi cambia tutto il fronte di gioco pescando la corrente Fagioli. Anello, gli chiamano l'uomo e quindi Amendola qui sotto la nostra postazione. Avanza Amendola, potrebbe anche convergere, sceglie dall'altro lato Chirico, manovra avvolgente di COD 272 e poi Chirico con la complicità di Goletti che forse non la vede partire, fa 1-0 da centrocampo. Azione avvolgente e ad un certo punto il tiro improvviso di COD 272, grande staffilata di Chirico, il numero 3 di COD 272. Porta in vantaggio quelli di Natalizia quando siamo giunti all'incirca alla metà della prima frazione. La Roma calcio 8 è sotto per 1-0 dopo aver condotto un buon primo tempo e aver contenuto bene gli attacchi di COD, che però da qualche minuto stava diventando più efficace con le sue avanzate, anche se c'è da dirlo, questa è stata un'occasione molto estemporanea creata dai ragazzi in maglia nera padroni di casa. C'è la Roma che prova a rispondere, non è facile, Seferi si impegna ma il passaggio di Pauliello è sbagliato, la palla va fuori, anzi di Cossu, scusate. Palmieri col petto, Seferi va da Parroni, è buono il controllo di Parroni, viene dentro al campo e tira ed è alto sulla traversa. Devono caricarsi ora la squadra sulle spalle, i giocatori di maggior talento della Roma, che non vuole assolutamente vedere scorrere via punti pesantissimi, tanto per il sesto posto quanto per quella rincorsa
una posizione che potrebbe essere anche quella del quinto, dato che se ci fossero a fine anno più di 10 punti tra la terza e la sesta in ottica fasi finali, quel quarto di finale playoff non si disputerebbe. E adesso c'è un fallo nel frattempo, chiede il cartellino Fagioli, è solo calcio di punizione. Non si disputerebbero i playoff se tra la terza e la sesta ci fossero più di 10 punti. Al momento siamo giunti a un distacco di 15 nei confronti dell'Atletico Fiumicino da parte della Golbet, che è l'attuale medaglia di bronzo, e quindi il quinto posto subito dietro il Testaccio quarto diventa fondamentale. Goletti ne ha messi 3 in barriera, è pronto a partire Edoardo Fagioli, rincorsa corta, si ferma Fagioli, fa per ripartire, il suo destro è sulla schiena probabilmente di un giocatore della Roma, no, è stato colpito in testa Feola, brutta botta perché l'ha subita di spalle e non se l'aspettava sulla nuca. Simone Feola non presentissimo, scusate il superlativo, per quanto riguarda la regular season di quest'anno, ma sicuramente sempre efficace quando chiamato in causa, il centravanti tutto fisico e tecnica della Roma, a cui certamente sarebbe servito Feola in un paio di occasioni dove il tridente con falso 9, il tridente rapido formato in prima battuta da Liotti e Seferi avrebbe avuto bisogno anche dell'apporto di Simone Feola. Qui nel frattempo c'è da ribattere la punizione, cioè scusate, la palla è stata restituita a Code 272, azione fermata bene da Alcini, però da andarsene Alcini, forse fallo di Fagioli, si prosegue, Amendola torna nella visuale e va da Chirico, Palomba, doppio tocco, va da Chirico, Seferi pressa, sbatte ancora sull'uomo che per ora decide la gara con il suo gran tiro dalla distanza. Parroni, Cossu, cambia fronte d'attacco, Alcini ha assistenza di fronte a sé, la cerca e la trova, ma un rimpallo sfavorisce Chianese. Palomba riesce ad andarsene bene, conquista calcio di punizione. Amendola lo batte velocemente, vediamo se ci riprova Chirico, no, va da Fagioli. Pressato con fallo Fagioli, anche qui. Rimane a terra, ha subito un pestone da dietro da parte di Cossu, crediamo, sì, è lui, il numero 4 della Roma. Si allontana dopo aver chiesto scuse, è stato un fallo onesto, ma probabilmente subito il colpo è andato a mettere male il piede, l'asso dei La Rosa. Liotti, Pisapia e Seferi. È pronto Palomba, gran sinistro, altra mazzata sul corpo della barriera però, Amendola, Anello, gran finta di Anello, va dentro in verticale, raccoglie la palla di ritorno che esce poi di un nulla. Bravo, davvero molto, molto bravo Anello ad andarsene nello strettissimo spazio che la Roma gli aveva riservato. Ora batte anche il calcio d'angolo del Palmieri, clamorosamente cicca dal limite dell'area di rigore. Non era naturalmente facile incocciare il pallone al volo di mezzo esterno. Un'altra occasione chiave per il 2-0 di Code che se ne va. La Roma non riesce ad abbozzare a una reazione convincente, un po' lunghi diventati i reparti, quindi Parroni deve inventare qualcosa. Lo fa andando da Alcini, ma ancora una volta in maniera imprecisa. Palomba, Chirico, Binelli, ancora Chirico, Fagioli, va giù, altro calcio di punizione, altro fallo di Cossu.
E arriva anche il cartellino giallo per Cossu. Si lamenta Fagioli della durezza dell'intervento, ma anche in questo caso quello di Cossu ci sembrava un fallo onesto. Ha spostato il pallone all'ultimo Fagioli. Quattro in barriera. Una finta e poi uno schema, ma si è staccato dalla barriera Seferi alla grande, anche se sbatte su Fagioli, il tiro è deviato, torna sul pallone un indemoniato Fagioli a contrasto con Seferi che non si arrende assolutamente. La Roma riparte bene Alcini di tacco, poi Seferi la restituisce, così e così, allora ancora Chirico tocca la traversa. Le proteste di Fagioli che si va ad accomodare in panchina, ancora una volta toccato duro. Si è rimesso dal fondo, è entrato la Natà al suo posto. Un attimo di impasse anche per noi. Attendevamo perché Fagioli stava protestando con l'arbitro che gli si parava davanti minaccioso, fondamentale, intervento di mister Francesco La Rosa. Anche da qui siamo stati in grado di comprenderlo. Si è frapposto tra il suo giocatore Furente e il direttore di gara che stava per prendere provvedimenti disciplinari. Il tocco forse col braccio di Chirico, si prosegue. Amendola. Anello va dietro da Binelli, sempre in gran sicurezza il centrale, torna da Palomba. Lunghissimo il lancio di Palomba, anche troppo largo. Sarà rimessa di Pauliello. Parroni di petto. Palomba lo butta a terra. Alcini. Qualche schermaia e Alcini cambia gioco dove Tomarelli deve uscire due volte, poi con i piedi riesce a mettere in movimento la Natà, quindi Palomba. Binelli. Attende Amendola qui a destra. È Mancino, ormai l'hanno capito perché converge ogni volta. Palomba è davvero bravissimo in mezzo al campo a distribuire palloni, ad essere già in totale confidenza con i compagni, a guidarli anche a gesti e a sguardi. Chirico prova a sferzare i suoi parroni. La Natà su Palmieri, doppio contrasto, il gioco pericoloso è stato di Palmieri. Di nuovo la Roma. Il lungo lancio da dietro, Chirico col petto. Palomba ancora in tranquillità da Amendola. Si è abbassato sul finire di questa prima frazione il ritmo, che non era stato altissimo ma sicuramente godibile nel corso del primo tempo. Qui lotta, Palmieri usa benissimo il corpo, poi con la finta mette a sedere i Coletti, c'è il cross dall'altra parte, Palomba! La sentenza arriva da dietro, ma è stato straordinario il lavoro di Palmieri. È 2-0, CUD 272. Parroni. Dura ora per la Roma, che ha dimostrato comunque di saper ribaltare gare del genere. Certo che CUD 272 sembra davvero concentrata, sembra la replica di quella squadra che almeno nel primo tempo aveva divorato la Pisana calcio a 8 dal punto di vista almeno delle occasioni create. Qui forse meno famelica ma sempre molto precisa, con Palmieri che costringe ancora una volta al lavoro extra il difensore in maglia numero 3 della Roma. Trattasi di Pauliello.
Paoli. Paoliello. Paoli chiama calma mentre si va da Seferi. Non al meglio della condizione oggi Seferi, dobbiamo dirlo. Gioca molto lontano comunque dalle posizioni offensive. Prova a dare una mano alla qualità dell'azione della Roma già in partenza. Qui il cross è un po' a casaccio. Non è a casaccio il passaggio di Amendola che trova ancora Palmieri, visibilmente trattenuto. Calcio di punizione COD. Guglielmo Amendola, Manuel Palomba, va Palomba secco, il tiro col mancino, deviato in calcio d'angolo. Non sappiamo dirvi quanto manchi, ma sicuramente non moltissimo. Al termine della prima frazione non siamo riusciti ad evincere l'indicazione del recupero da parte dell'arbitro. Calcio d'angolo battuto con il mancino, ad uscire può ripartire la Roma, forse ultima azione del primo tempo, la spreca malamente Alcini, che poi va anche a commettere fallo su Amendola quando arriva il duplice fischio che pone fine al primo tempo. CUD 272 avanti 2-0 sulla Roma Calcio 8 all'interno della 19ª giornata di Serie A. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità nel circolo Stella Azzurra. 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, COD 272 in vantaggio per 2-0 in virtù delle reti segnate da Chirico e Palomba nel corso di un primo tempo ben condotto da quelli di La Rosa, con una Roma che nei primi minuti 2 volte aveva impegnato con conclusioni da fuori Tomarelli, poi mano a mano è andata a sfilacciarsi stranamente la squadra di Mister Rossi, che l'aveva posta comunque bene in campo con 4 difensori che presidiavano a dovere la metà del campo d'appartenenza. Qui attenzione alla super giocata di Amendola che ne ha saltati 3, poi Anello prova a restituirgli e là la Roma evita anche il calcio d'angolo, anzi no, sarà corner. Si è acceso Amendola, protagonista anche nel primo tempo di una gara duttile. Anello batte, Chirico chiama calma, vorrebbe caricare la botta, poi torna sul destro, la deve dare fuori a Palomba, con pazienza si torna addirittura da Tomarelli. Ed è una gestione quella di COD 272 del punteggio che abbiamo già visto fare in casa della Pisana, con una prima frazione terminata di molto in vantaggio. Qui alla fine, essendo anche il terreno della Stella Azzurra corto e stretto, il vantaggio di 2 reti non equivale ad aver portato a casa la vittoria. Qui va ancora una volta a terra Amendola ed è giallo per Alcini. È il secondo giallo che va a mettere a referto l'arbitro per quanto riguarda i giocatori della Roma. Il primo è stato sventolato sopra la fronte di Cossu per un intervento sicuramente non cattivo, ma che aveva fermato un'azione molto pericolosa di Edoardo Fagioli, che avendolo saltato si sarebbe trovato tu per tu con Goletti. Qui giallo per intervento probabilmente a gamba tesa di Alcini. Anche qui senza cattiveria, i giocatori si sono dati comunque la mano ed Amendola segnatamente è pronto a battere il calcio di punizione che effettua Arquato. C'è il colpo di testa ad alzare la traiettoria del picchio Patrizio Severini, ex Emmers, quest'anno in forza COD 272. Un altro funambolo che sicuramente fa comodo allo stile di gioco che ha provato sempre ad improntare Francesco La Rosa nella Lega Calcio 8, sia sin dal momento del suo approdo. E qui c'è un'altra gamba tesa. Batte Parroni all'improvviso, coglie tutti di sorpresa tranne Tomarelli che osservava l'evoluzione dell'azione, palla che termina alta di molto. Tomarelli migliore in campo nella vittoria per 5-3 contro la Pisana Calcio 8, dove anche il solito Fagioli e Cilfone, oggi assente, si erano messi in grande evidenza davvero. E Cilfone che appare nell'elenco dei diffidati, ma non è oggi presente al campo. Palomba
va un po' a chiudersi, ma poi è bravissimo anche in questo caso a far correre Chirico, che la tiene dentro, le finte di Chirico, ritorna verso il centro del campo, lo attendeva lì Parroni, ecco Feola, spinto da Palomba, Feola tiene col corpo, prova a proteggerla, solo fallo laterale per la Roma. Feola la lascia a Paolì, ha battuto su Paoliello, direttamente verso il centro dell'area, rinvio da spazzare. Via, da parte di Binelli. Mostra sicurezza, non è facile, comunque ben coadiuvato dai compagni, cosa che non fa qui la Roma, che aveva regalato una palla d'oro a Severini. Persa, quindi Parroni. Il cross e il tiro, immediato, arrivava da dietro sull'idea da parte di Paoli. E registriamo la prima occasione della Roma nella ripresa dopo i 2 in avvio di primo tempo. Sono passati tanti e tanti minuti dall'ultima parata di Tomarelli. Parroni, Seferi, stavolta agisce a sinistra, Alcini tira, ma è una ricerca vana di una deviazione all'interno dell'area di rigore. Alcini, Parroni, col petto, Seferi, palla di ritorno di Parroni su Alcini. Seferi, perde malamente palla, Palmieri è solo contro 3, vince un rimpallo, Palmieri comunque finisce per allargarsi, quindi Severini. Ecco il picchio andare centralmente da Palomba, poi Anello, gli chiamano calma, va in verticale, Severini la protegge da Chirico. Anello, di prima per Palomba, prende la mira, ma il tiro è molto alto. Diverso l'esito dell'ultima conclusione di Palomba, penultima in ordine di tempo, nei pressi delle limite dell'area di rigore, una sentenza arrivata da dietro su cross pregevole dal fondo dopo un gran lavoro in copertura di Palmieri, è descritto il gol del 2-0 di Cold 272. Paoli, la Roma ci prova, colpo di testa di Chirico, Palmieri controlla sul stop così e così di Seferi e poi si prende un altro calcio di punizione. Aspetta. Un attimo. Palomba, lunghissimo cambio di fronte, su Anello che si era allargato, non si sono capiti due. Seferi, Parroni, costretto però a dribblare, già praticamente dallo stop Parroni, a cui lasciano ora spazio. Il suo passaggio in verticale è deviato, quindi fallo laterale in zona offensiva. Alcini per Seferi, dal fondo il cross, c'è una deviazione in area di rigore, Severini rimane lì nei pressi e riesce a rinviare, prezioso il lavoro di Severini in questo caso. Paoli, cambio di fronte, Alcini la tiene, Seferi, dribbling secco di Seferi che se ne va, appoggia 1-2 fin dentro della Roma, Seferi, splendida azione della Roma, calcio a 8, tutta alla mano, inizia e conclude Klaus Seferi, la partita è riaperta, 1-2. Ha avuto anche la freddezza con la finta di mettere a sedere Andrea e Tomarelli, Klaus e Seferi. Dicevamo prestazione un po' sottotono rispetto a quelle offerte ultimamente. Qui Code 272 è stata presa di infilata da un'azione iniziata molto da lontano. Era piazzata la difesa di Francesco La Rosa, ma davvero troppo bravi nello stretto, nel dialogare a velocità supersonica i giallorossi, che ora vedono la gara riaperta. Palmieri prova a rimettere avanti di 2 Code, ma è anticipato dopo un altro buono stop. Il lavoro col corpo di Palmieri sta portando tanti problemi alla difesa di Rossi. Anello, cade a terra ancora Fagioli, il rinvio diligente di Paoli, Feola la tiene e poi prova a sterzare su Binelli che non cade nel tranello. Feola ha battuto immediatamente, Seferi, un tocco per tenerla lì, un altro per girarsi in Veronica ed andarsene, ancora Seferi fino all'intervento salvifico di Chirico, gran tunnel anche di Fagioli, si è accesa la gara e Fagioli prova, Goletti incespicando ma in maniera efficace. Fagioli lascia ad Anello dopo che Chirico aveva fatto lo stesso con lui. Batte Anello
lunghissimo fuori, lo stop di Amendola che se ne va, ancora Amendola, la tiene, ancora lui, alto sulla traversa, ma non è la prima volta che Amendola va a rendersi pericoloso, a farsi vedere con azioni personali, dove non sembra davvero mai rischiare di perdere il pallone Amendola. Seferi gioca ancora di prima e fa bene. Alcini si inventa forse un palleggio di troppo, poi torna sui propri passi, è bravo a servire. Ancora il capitano. Seferi accelera, lasciali un avversario, coraggioso in scivolata. Crediamo proprio ancora Amendola. Allora Palomba. Il 42 di Code 272 con la maglia di Mirko La Rosa, va da Edoardo Fagioli, va in mezzo a due. Non può innestare la super velocità. Quindi Seferi ha ripreso fiducia ed anche distanze. La Roma qui va a terra, Fagioli, non sappiamo se siamo riusciti a riprendere bene ciò che è accaduto. Fatto sta che abbiamo udito Fagioli cadere a terra gridando. Timeout chiamato da Code 272. Si riprende a giocare dopo il timeout chiamato da Code 272. Era caduto Fagioli. È un episodio che rinvieremo molto probabilmente al giudice sportivo a contatto con Chirico, lontano dal pallone. Noi siamo riusciti a rivedere in presa direttissima la ripresa durante questo timeout, mentre la Roma tira da lontanissimo. Tomarelli la tiene lì con gran pericolo. Non perfetto, in questo caso Tomarelli ha rischiato molto sull'eventuale ribattuta. La gara è però ripresa a tutti gli effetti con Fagioli che è andato da Palomba. Palomba la porta sempre con la sfera incollata al sinistro, va ancora da Edoardo Fagioli. Il tiro è contrato, dicevamo, proprio sul fondo sinistro dell'inquadratura perché il pallone si trovava a centrocampo. Siamo riusciti ad evincere il gesto sicuramente innaturale da parte di Cossu che ha allargato il gomito, non colpendo però a nostro avviso, poi dovremo sicuramente rivedere Edoardo Fagioli sul volto, ma sicuramente impedendone l'avanzata in campo. Cossu che deve stare, inutile dirlo, molto molto attento perché è stato già ammonito nel primo tempo. È un giocatore che di episodi di violenza all'interno della Lega Calcio a 8 non ne ha davvero mai lasciato traccia. Certo una marcatura molto maschia, quella che sta operando oggi su Fagioli. Parroni prova a sfidare Chirico, poi va in mezzo a due allargando su Feola, non si capiscono l'8 e il 9 dei giallorossi. Feola vorrebbe un Seferi più vicino, sappiamo che i centravanti amano sbrigarsela da soli, ma quando hanno un fido compagno vicino a cui appoggiarsi sono diversi i risultati, così come nel caso dell'1-2 che è riuscita a segnare la Roma proprio con un grande dialogo dei suoi avanti. Battuta velocemente, la rimessa laterale, prova a girarsi in un fazzoletto Palmieri, stavolta non è premiato dal rimpallo, quindi Parroni. Fagioli a gamba tesa, gioco pericoloso, Cossu, pressato da Palomba, si gira bene Cossu, riesce ad andare, la Feola non fosse per un altro grande intervento di Binelli. Puntuale, pulito e anche silenzioso come difensore. Parroni. Tiro contrato, doppia deviazione e infatti è rimessa dal fondo per Code 272. Tomarelli. Colpo di testa a centrocampo di Cossu che intercetta, quindi Seferi, palleggio e poi tiro improvviso. Da fuori può alimentare il tema offensivo Cossu, allargando verso Parroni. Ancora una volta impreciso, troppo largo il pallone. Chirico.
rimessa laterale, Palmieri, mette a terra ed allarga, a destra, poi altra palla di ritorno, era stato Lanatà, Palmieri lotta, prova a tenerla in campo, va a terra per l'arbitro, lì vicino non c'è fallo, Goletti, Pauliello, Paolì, Chirico, contrasto duro su Parroni, nessuno dei due tocca il pallone, infatti la rimessa è per Code 272, si sono contrastati, provano a spiegarsi anche Paoli e Parroni. Chirico rischia tantissimo perché sbatte contro due uomini, allora Seferi, il solito Seferi, da Parroni dentro Tomarelli con un miracolo forse involontario. E l'azione prosegue con Fagioli che spinge, il contropiede della Roma è trattenuto da dietro, anche se in maniera lieve, sicuramente tale da impedirne l'avanzata. Sacrosanto, cartellino giallo per Paolì. Barriera a 2. Quella posizionata da Stefano Goletti che ha sulla coscienza il gol dell'1-0, anche se non totalmente, dato che il tiro di Chirico, seppur da distanza siderale, era ben portato. È pronto Edoardo Fagioli. Tiro, ma il pallone non accenna minimamente ad abbassarsi. Goletti. Parroni. Avanti ma di misura. Code 272 e la Roma attacca. Ora a testa bassa. Parroni. Dopo aver scaricato, sbatte sulla schiena di Palomba, per l'arbitro non è fallo, accelera Lanatà, palla che entra ed è il gol del 3-1 di Code 272, protesta la Roma perché Parroni era a terra. Ma se scarica la palla io la ma se scarica la palla devi che bordino, è fallo di istruzione! È fallo di istruzione, ma stava sul pallone stava! Hanno detto pure loro fermati! Loro perché era fallo! Allora riguarda queste telecamere del merda! Cartellino giallo mostrato a Paolì. Seferi, la gara è ripresa dopo le proteste della Roma. Parroni se n'era andato, lamentavano un fallo d'ostruzione da parte di Palomba, l'azione è proseguita con qualche giocatore, dobbiamo dirlo, anche di Code 272 che era rimasto fermo, mentre qui provano a mettere in difficoltà Tomarelli, gli stessi giocatori di Code. Calcio d'angolo Roma, battuto sul secondo palo, arriva lo stacco di testa di Palmieri, poi in volo ci ha provato Paolì. Contropiede che non può sfociare completamente quello che ha provato ad imbastire Lanatà. La palla è fuori. Paolì. Pauliello gira da Alcini. Seferi. Lanatà. Se ne va Lanatà. Poi una deviazione. Calcio d'angolo. Ha chiuso Paolì, che era molto nervoso prima. Ma provava a far valere le sue ragioni comunque in maniera civile, ma il fatto che le proteste fossero comunque molto reiterate ha portato alla sua ammonizione. Calcio d'angolo, c'è deviazione, Palomba tira di controbalzo, ma è scordinatissimo. Il pallone finisce largo e di molto. Alcini. Seferi. Subito aggredito da Amendola. Un giocatore che non gli ha dato respiro oggi e che nell'unico caso in cui non è riuscito a contrastare il capitano della Roma ha visto infatti finire in rete il pallone. Alcini prova a far lo stesso, ma trova solo un pizzico che gli regala un fallo laterale in zona offensiva, battuto da Paolì, con Feola che controlla dando fuori a Seferi. Sono come al solito in tre e Seferi guadagna fallo laterale su Fagioli.
Prestazione un po' più nell'ombra per Fagioli, ma tanto sacrificio sugli attaccanti esterni della Roma. Fallo laterale ancora con sua deviazione. Poi ancora buono il servizio a Palmieri, contropiede che si distende Fagioli da quest'altra parte, entra in area di rigore Goletti, gran parata, gli nega il poker. Grande uscita di Goletti, ma sbaglia ancora la Roma. Palomba, Goletti ancora una volta fa sì che la gara non si chiuda, poi Palomba azione che prosegue, fuori attenzione alla Natà, il piazzato che non passa, è un'azione che non finisce più quella di Code 272, tiene ancora su Paoli, le finte, la Natà col tacco, si capisce da solo. Seferi. Finta che lascia sul posto Palomba, fa lo stesso sulla Natà che lo trattiene vistosamente e arriva anche per Marco la Natà cartellino giallo. Feola e Pauliello, parte Feola, gran botta di Feola all'incrocio dei pali, la partita è ancora riaperta, ci pensa il centravanti per Mister Rossi, 2-3. Palomba, Amendola, la Natà sbaglia. Occhio perché la Roma è rimasta sempre in partita ed ora ci prova, anche perché il punteggio dice che i giallorossi sono indietro solo di una rete. Seferi, Tomarelli in qualche modo. Chirico, il suo lungo rilancio, legge bene Cossu, ce la sta mettendo tutta la Roma Calcio 8 GSA contro un Code 272. Gagliardo è oggi quanto mai deciso a trovare i 3 punti che, dato lo scontro diretto tra Testaccio Calcio 8 e Pisana, che si svolgerà immediatamente dopo questa gara, vorrebbe e sta per ora comunque rosicchiando punti a Mazzesi e compagni. Altro tiro però stavolta da alleggerimento da parte di Pauliello, li vediamo lì fuori, sono gli individui in bianco che vedete stazionare vicino al pallone ora tenuto in mano da Tomarelli, i giocatori del Testaccio Calcio 8. Il lungo rinvio di Tomarelli, controllato col petto da Palmieri, poi entrano tutte e due col piede a martello, in ritardo è quello della Roma, quindi fallo per Code 272. Un duo di violini Mancini, Amendola o Palomba. Amendola si defila. Andrà Manuel Palomba. A giro ancora su Feola. Poi ci riprova Palomba, Goletti con 2 mani riesce a respingere. L'azione prosegue con Amendola. Code 272 vuole chiudere di nuovo a doppia mandata questa gara. Veronica e poi palla giocata indietro dalla Natà. C'è Binelli. Per una volta sbaglia sul movimento incontro di Edoardo Fagioli. Partita comunque notevole, quella di Binelli da centrale difensivo di Code 272 contro una squadra per nulla facile da contenere come la Roma di Villani. Alcini perde un tempo di gioco, ma lo recupera poi volendo arrembare sulla fascia sinistra, è controllato nel suo incedere da Palmieri. Si deve abbassare Seferi, quindi Pauliello, ancora da Seferi. Lateralmente parte e prova ad andarsene. Le sue giocate, Seferi come al solito velocissimo, avversari incollati continuamente addosso. Parroni ha dato ad Alcini, vince un contrasto Alcini. Cross arretrato, lo può controllare, palleggiare e poi alzare a campanile Palomba. Col ginocchio Paoli
non molto scenico ma efficace nell'andare da Parroni. C'è ancora Paolì, qui a destra, cross pilotato verso il secondo palo, lo stop di Amendola che rischia, infatti la Roma rimane lì, il palo colpito alla destra di Tomarelli e poi contropiede su Fagioli che stoppa, c'è la chance per andare da Palmieri, gettato via il contropiede. La Roma continua, la partita non ha un attimo di pausa, c'è Seferi che per un attimo perde contatto con la sfera, poi fortunato vincendo il rimpallo, Tomarelli molto bravo, colpo di testa poi sull'esterno della rete da parte di Cossu, preme fortissimo la Roma ora. Tomarelli, rinvio teso, lungo su Palmieri, che è riuscito meno del primo tempo col suo lavoro da centravanti boa, ma è stato comunque preziosissimo. Non ha assolutamente tempo da perdere la Roma che è sotto di una rete. Allora Parroni dalla fascia, calcia contro Chirico. Ha il problema dell'essere marcato da Fagioli. Crossa lo stesso, dentro l'area, il controllo, il palleggio di Feola che ha pensato alla rovesciata, poi ha desistito fatalmente per la sua squadra, quindi contropiede, dilanata dall'altra parte. Il tocco di Pauliello. Non è l'ultimo, c'è del recupero, siamo già dentro i minuti addizionali oltre quelli regolamentari. Seferi fa scorrere splendidamente su Alcini che è trattenuto, calcio di punizione per la Roma. Ed è cartellino giallo per Amendola. Feola ha già segnato su calcio di punizione. Barriera posizionata a distanza regolamentare dal direttore di gara. Vuole vedere partire il pallone probabilmente Tomarelli, anche se sì, è naturale. Un terzo uomo va ad aggiungersi ora. Muro a 3, 2 di recupero. Parte Feola. Feola, ma Tomarelli stavolta con i piedi a dire di no. È una Roma che non ci sta a perdere, un conto 2-7-2 che deve difendere con le unghie e con i denti il vantaggio. Fallo laterale lungo, Tomarelli. La chiama e la fa sua, nessuno all'interno dell'area di rigore, nel cuore appunto della difesa di Cod. Fagioli furbescamente, altro calcio subito, altro fallo. Cossu si è messo a fare il centravanti. Chirico si allontana, sul punto di battuta resta Fagioli. Parte Fagioli. A giro, Goletti può respingere dato che il pallone gli stava rimbalzando di fronte e arriva il triplice fischio del direttore di gara soffrendo il Cod 272, vince 3-2 contro la Roma Calcio 8 GSA. È stata una bella partita equilibrata, Cod consolida il quinto posto per la Roma, per giungere al sesto serviranno tanti sforzi.